Bentrovati. Il contrario del buonismo è ovviamente il cattivismo. Il buonismo, lo sappiamo, è quella malattia che prende alcuni e che vedono il prossimo come una persona che merita rispetto. Una malattia molto grave in questi tempi in cui al contrario il cattivismo impera anche in coloro che per formazione religiosa e cultura sociale dovrebbero essere vaccinati. È stato smarrito il senso della vergogna e dell'umanità. Infatti, verso il fenomeno epocale di questa migrazione di massa, per i cattivisti è diventato normale usare frasi del tipo «io a quelli lì gli taglierei la testa», «meno male che affondano nel mare, io li ammazzerei tutti, io ci passerei sopra con la ruspa» e altre amenità simili. E appena un buonista sottolinea che queste espressioni non sono degne di una persona mediamente civile, ecco che spunta la solita litania. Ma perché tu che sei amico loro, questi qui che arrivano con i barconi dall'Africa, non te li porti a casa e li mantieni a casa tua? Non esistono argomenti che possano convincere il cattivista che i soggetti di cui si sta parlando non sono degli animali ma esseri umani. E questo avviene perché è imbevuto da certa politica e da certa informazione intrisa di odio verso l'esito di dimensioni bibliche cui siamo testimoni. Un tempo si diceva italiani brava gente, mi chiedo dov'è nascosta questa brava gente? Il segretario leghista Salvini spara tutti i giorni i suoi slogan contro gli immigrati e i rom, nemici facili, visibili e senza difese. E così fa dimenticare alla gente che il fondatore e attuale presidente della Lega Umberto Bossi assieme all'ex tesoriere Belsito sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di aver usato 40 milioni di euro di soldi pubblici, soldi nostri, per scopi personali. E poi la piazzata di qualche giorno fa dell'ex presidente della Lombardia e attuale senatore Formigoni a Fiumicino. Formigoni ha inveito contro la detta dell'Alitalia che non lo ha fatto imbarcare sull'aereo perché è fuori tempo massimo, scagliandogli il telefono, sparando pure una sequela di ingiurie, e questo grave episodio non ha avuto conseguenze per il senatore. Immaginateci invece se il protagonista di un fatto del genere fosse stato un migrante, un comune cittadino. Sicuramente le forze dell'ordine lo avrebbero impacchettato e portato via. E allora imprimiamocelo bene in testa, il nostro vero nemico non sono i migranti che fuggono da guerra e fame, ma è questa razza padrona impunita che può permettersi di tutto e di più. Sicuramente questa immigrazione selvaggia non si risolve con 4 slogan. Non esistono facili scorciatoie contro questi pifferai magici che ci propongono. Viceversa, servono politiche serie del ricco Occidente sviluppato che aiutino concretamente a crescere sia economicamente che democraticamente quei paesi del terzo e quarto mondo che oggi costringono i loro cittadini a scappare dalle loro terre per cercare una vita degna di essere vissuta. Ci vediamo giovedì prossimo.